La produzione di zafferano viene spesso ricondotta al valore intrinseco del prodotto, chiamato appunto oro rosso o tesoro giallo. Nel Medio Campidano lo si coltiva soprattutto a San Gavino, Turri e Villanova Franca. Tra questi è il comune di San Gavino a detenere, non solo a livello regionale ma anche nazionale, il primato nella produzione di questa pregiata spezia. In quest'area si guarda lo zafferano come una risorsa da valorizzare e su cui investire per incrementare quantitativamente la produzione e migliorarne sempre di più la qualità. A testimonianza della sua peculiarità, lo zafferano locale ha conquistato di recente il marchio DOP, a garanzia dei diversi livelli del processo produttivo: origine, provenienza delle materie prime, localizzazione e tradizionalità del processo produttivo. Ma la coltivazione dello zafferano, oltre che fonte di reddito, è per molti produttori un bagaglio culturale e identitario, tramandato di generazione in generazione. Sebbene siano in tanti a coltivare piccole quantità di zafferano per uso domestico, la provincia del Medio Campidano vanta importanti produttori, che confezionano il prodotto in diversi formati e lo emettono nella rete della grande distribuzione regionale e nazionale. E poiché nel nostro territorio l'enogastronomia si sposa bene con l'artigianato artistico, è possibile acquistare questa spezia in diverse confezioni di ceramica artistica o di terracotta, che ne mettono in risalto l'alto pregio. Il lavoro dei produttori di zafferano inizia nei campi a cielo aperto e si conclude di solito tra le mura di un'abitazione. Di mattina i coltivatori di zafferano si dedicano al raccolto e di pomeriggio effettuano la pulitura, durante la quale si estraggono da ciascun fiore gli stimi rossi. I fiori raccolti vengono deposti in cesti dal collo stretto per impedire che il vento li possa far volar via. La sfioritura dello zafferano è un lavoro delicato che deve essere effettuato prestando molta attenzione a tagliare gli stigmi alla giusta lunghezza. La velocità e la disinvoltura con la quale si pratica sono proporzionali agli anni di esperienza. A San Gavino alcune donne hanno imparato a pulire lo zafferano sin da bambine, perché qui la sua coltivazione fa parte della tradizione locale e quasi tutti ne coltivano, chi nel cortile di casa, chi in piccole vaschette da giardino, almeno qualche decina di pianta. Da qualche anno le donne dell'Associazione Culturale Samoba Sarda si riuniscono nei locali della Casa Museo Donna Maxima di San Gavino per effettuare insieme le operazioni di sfioritura. L'iniziativa è aperta anche al pubblico e alle scolaresche. Aiutarsi a vicenda fa parte delle usanze, oltre che essere dimostrazione di amicizia. I fiori di zafferano vengono disposti sopra un tavolo e prima di iniziare la sfioritura ogni donna presente cerca di quantificarne la quantità in grammi e il tempo necessario per la sua pulitura. Sedute attorno al tavolo si accertano di avere tutto l'occorrente: un piattino per posare gli stigmi e un cesto dove deporre i fiori ormai privi dell'oro rosso. Da questo momento in poi mani disinvolte ed eleganti puliscono fiore dopo fiore, concedendosi poche brevi pause. Durante la sfioritura si ride e si scherza, ma senza mai perdere la giusta concentrazione sul proprio lavoro. Gli stigmi vengono poi unti con qualche goccia di olio d'oliva, con lo scopo di migliorarne la conservabilità e l'aspetto. Segue poi la fase dell'essiccazione, quando gli stigmi vengono messi ad essiccare vicino ad una fonte di calore.